Cari telespettatori, buona giornata, siamo insieme con voi, siamo in diretta con i nostri ospiti. Ve li presento subito, poi capirete l'argomento. Roberto Iseppi, vicepresidente Consorzio di Promozione Turistica Verona Tutto Intorno, ben arrivato qui con noi. Salve. Grazie, quindi con Verona Tutto Intorno parleremo naturalmente della splendida Verona e anche dei dintorni veronesi, che cosa ci può offrire e gli angoli remoti di questa città e magari non del tutto conosciuti. E invece con Antonio Piccolo, ben arrivato anche a lei, Buongiorno. Presidente Consorzio di Promozione Turistica di Padova e Termogane, immagino che sia compreso. No, Padova proprio... è parte del territorio della provincia. Ecco, parleremo di Padova, ci sarà anche qui da scoprire alcuni aspetti particolarmente interessanti e vederli insieme. È un altro capitolo che stiamo facendo in collaborazione con la Regione del Veneto, come vi avevamo preannunciato. Domani parleremo delle spiagge, quindi di volta in volta, di settimana in settimana, di giorno in giorno approfondiamo diversi argomenti. Lo facciamo adesso perché finalmente la stagione ci dà la grazia, speriamo che questo possa durare, per mettere il naso tranquillamente senza l'ombrello fuori di casa e magari il weekend poter pensare di trascorrerlo in un modo piacevole e magari di distrarsi, di fare qualcosa di molto importante e allettante. Parlo per chi vive nel Veneto e naturalmente anche per chi ci sta seguendo da fuori regione. Allora, incominciamo, io direi di partire da Verona. Partiamo da Verona, poi arriviamo a Padova, un po' per rispetto, visto che noi ci troviamo logisticamente a Padova, per rispetto da chi viene fuori città, no? Gioca fuori territorio. Allora, territorio di Verona, molto interessante, a cavallo un po' tra le due regioni, però anche una città da scoprire sotto certi profili. Sì, Verona è una città storicamente importante per l'Arena, quindi è famosa per l'Arena e in particolare anche molto famosa soprattutto all'estero per la leggenda di Giulietta Romeo, quindi questo amore tra Giulietta e Romeo. Quindi è la città dell'amore, la città della lirica per quanto riguarda il nostro Veneto e quindi è una città che ha un appeal molto alto sia per i turisti, quindi chi vuole in giornata giocarsi una bella giornata a Verona, ma anche per chi vuole soggiornare e quindi rimanere per più giorni nella città di Verona. La città di Verona è ai confini del Veneto, quindi confina con la Lombardia e il Trentino, quindi ha nelle sue vicinanze un po' tutte quelle che sono le possibili alternative: il lago, la montagna, la pianura. Il mare è vicino perché sostanzialmente un'ora e un quarto, un'ora e mezza si è a Venezia, per cui è una città che nella sua posizione è una città che può offrire molto. Ecco, tra l'altro lei in modo particolare, credo che stiamo vedendo anche le immagini, viene dalla zona del Castello di Bevilacqua. Sì, qui vediamo delle possibili alternative a quelle che sono le offerte principali di Verona. Verona ovviamente è la città che fa da padrona per la provincia, però anche nella provincia ci sono delle opportunità di turismo alternativo. Per esempio qui c'è un castello vicino a Bevilacqua nella pianura che è vivibile, ha un ristorante all'interno, ha delle camere per cui si può anche soggiornarvi e fare delle feste a tema. Questo è nel caso di un capodanno prettamente medievale che tra l'altro, essendo a confine con Padova, è legato molto anche e qui abbiamo il Presidente che ha lavorato molto per promuovere la città anche di Montagnana, che proprio lì è vicino e che quindi diciamo è proprio a 5 minuti da Padova, per cui abbiamo queste due province che si toccano e che collaborano assieme tra la città di Montagnana, per esempio, e questo castello in provincia. Sì, che tra l'altro è anche un'idea molto suggestiva, anche romantica, no? Fare una notte in un castello e visitare la città vicina, no? Verona, oppure le zone anche attorno. Assolutamente, abbiamo poi i colli Ugani, abbiamo i colli Berici, quindi diciamo le offerte sono veramente tante. Il Veneto è una regione, non per niente la prima regione d'Italia dal punto di vista turistico, proprio perché ha delle offerte che spaziano per tutti i gusti e tutte le tasche. Passiamo a lei, signor Piccolo. Per quanto riguarda i numeri invece, c'è stato un calo, come sono un po' le presenze? Ne raccontava prima fuori onda, era comunque interessante vedere i cambiamenti di presenze turistiche a questo proposito. Lo scorso anno le presenze, diciamo che Padova ha tenuto rispetto al 2011-2012, ha tenuto sia nelle presenze che negli arrivi.
Quest'anno, nei primi 3 mesi, non sono molto indicativi perché bisognerebbe almeno esaminare un semestre, però i primi 3 mesi hanno portato una cosa un po' strana. Abbiamo avuto circa un 5% di aumento delle presenze a Padova, aumento anzi degli arrivi, però con una diminuzione di quasi il 2% di arrivi italiani e un aumento del 16% delle presenze straniere. Ecco, lei fa arrivi e presenze, esempio, spieghi ai nostri telespettatori cosa vuol dire arrivi sì, e presenze, arrivi, perché si usa in termine tecnico e invece dopo alcuni ci hanno chiesto ma cosa vuol dire? Le presenze sono quanti notti una persona dorme, gli arrivi si conta una persona arriva e quindi è uno, poi può dormire 5 notti e quindi sono 5 presenze, un arrivo e 5 presenze se uno dorme 5 notti. Per cui per noi sono importanti il conteggio degli arrivi per capire l'appeal di una città, l'appeal di una destinazione. Mentre dal punto di vista economico è importante il conteggio delle presenze perché più si soggiorna negli alberghi, più ovviamente c'è un profitto dell'albergo ma anche c'è una spesa sul territorio perché uno che viene, sta una notte e va via subito, vuol dire che ha poco tempo anche di spendere sul territorio. E quindi abbiamo notato questa cosa un po' strana, ad esempio posso dirvi che nei primi 3 mesi abbiamo avuto un 40% in più di arrivi di russi, 40% di più di austriaci, un 40-45% in più di giapponesi, quasi un 100% in più di arrivi di indiani, ma anche un buon 50%, proprio gli indiani si sono raddoppiati, ma anche quasi un 50% in più di arrivi di americani, Stati Uniti. Quindi l'America e gli Stati Uniti si sono ripresi. Adesso dovremo studiare il fenomeno, capire la motivazione, però da gennaio a marzo abbiamo avuto questo eccesso di stranieri rispetto allo standard. Chiaramente poi c'è un po' di crisi, quindi il mercato italiano è leggermente più fermo, quindi è naturale che abbiamo meno arrivi di italiani. Però questa grande presenza di stranieri va studiata perché è molto interessante. D'altra parte Padova, essendo un polo culturale, Padova è un grande polo culturale che abbina l'esigenza di stare in una città che ha una grande storia, una tradizione, ricordiamo Padova medievale, la Padova del 300, la Padova che ha portato tutta una serie di affreschi di opere in città, la Padova dei Carraresi. Ecco, abbina l'elemento culturale anche a una città commerciale, quindi una città dove la gente viene per incontrarsi, per fare affari, per vedersi, una grande città di appuntamenti, di meeting, tanto è vero che nella prospettiva si tenderà ad accentuare questo segmento con il nuovo centro congressi che dovrebbe nascere, spero, nell'arco del prossimo biennio, e poi una grande città dello shopping. Tutte le più grandi firme a Padova hanno un negozio. E quindi quando uno viene a Padova può vedere una città d'arte, una città culturale, può incontrarsi e fare affari, può fare spese in negozi di marca e poi anche gustare un piatto della tradizione padovana. E l'enogastronomia è un altro aspetto, anche questo importante da non trascurare, anzi perché molti prediligono l'Italia, anche la regione del Veneto, proprio per questo aspetto, no? Sì, l'enogastronomia oggi si parla, quando si fa una destinazione, il turismo tiene per la destinazione ma tiene anche per la esperienzialità. Cioè uno dice io vado in quel posto e voglio provare una sensazione significa percezioni sensoriali, una percezione sensoriale, il gusto è la prima che si percepisce, per cui un'esperienza di gusto è sempre ben accetta e noi abbiamo nel Padovano, a parte la tradizione dei bolliti, i grandi bolliti, la tradizione dell'occa, dell'anatra, tutta la zona dell'area colli abbiamo le erbette, dei colli, le erbette aromatiche con le quali è possibile fare i vari piatti, per cui sostanzialmente poi abbiamo i prodotti tipici, abbiamo nell'area dell'Alta della Bassa Padovana, abbiamo l'area del freddo con tutti i caseifici, i formaggi, sì. Nella Bassa Padovana abbiamo i prodotti tipici che sono legati alla corte, gli animali da corte, quindi le galline, le anatre, le oche, ma anche gli animali da stalla. Per cui abbiamo una varietà di tipologia di prodotti tipici, per cui anche qui una sfaccettatura che può incontrare vari gusti.
Per cui arrivando a Padova, città d'arte, facendo queste cose, diciamo è un momento di incontro che può dare elementi di successo. Di grande soddisfazione. Allora, esperienza plurisensoriale, andiamo anche a Verona, che poi da molti è conosciuta come città romantica, no? Per antonomasia, quindi già un sentimento lo muove, però organizzate tanti eventi su Verona. Certo, Verona quest'anno tra l'altro abbiamo il centenario dell'Arena, per cui quest'estate areniana... ricordiamolo, perché io mi rendo conto che chi ci racconta di una città tante volte, dopo lo colgono benissimo anche i nostri telespettatori che ci mandano le varie mail, danno per scontate tante cose che magari nessuno ha a conoscenza, ricordando che peraltro l'Arena, magari chi ci dovesse seguire dalla provincia di Roma, funziona, cioè ci sono spettacoli straordinari all'Arena, quindi non è soltanto tipo il Colosseo fino a se stesso, dove magari qualche volta viene organizzato qualche evento, ma costantemente utilizzata. Sì, sia durante il Festival Regnano, che adesso è già partito e che quindi da metà giugno fino alla prima settimana di settembre ha il suo calendario, ma anche il prima e anche il dopo, quindi sia dopo il festival che anche prima, e l'Arena viene sfruttata moltissimo per concerti anche pop rock, concerti importanti. Quindi un po' di tutti i generi, oltre alle rappresentazioni di carattere teatrale, lirico, oppure grandi concerti, anche concerti moderni che vedono il pubblico giovanile, no? Assolutamente, questi sono, oltre all'Arena, quindi anche attività, vedi Verona in Love a febbraio, che concentra, o Natale a Verona per esempio, che sono manifestazioni che vanno comunque a attirare pubblico e turismo anche locale o comunque vicinale, sono comunque un motivo per creare pacchetti, per creare quindi interesse anche dal turismo straniero, che quindi ha una motivazione in più per rimanere e soggiornare più giorni, e quindi fare non solo l'arrivo ma anche le cosiddette presenze, insomma, che sono importanti, ecco, per il territorio. Voi che riscontro avete da questo punto di vista? Che cambiamenti ci sono, se ci sono cambiamenti? Ma diciamo che anche noi, Verona come destinazione, è una città che in questo momento non soffre molto dal punto di vista degli arrivi, perché abbiamo gli stranieri come del resto a Padova, e quindi una fotografia molto allargata anche per tutto quello che è il Veneto in linea di massima. Ha un aumento di presenze, soprattutto di russi, anche il mondo brasiliano si sta affacciando, si sta lavorando molto anche come Regione Veneto su questo. Recentemente qui avremo poi anche degli incontri proprio con Bai Veneto, con Focus Brasile, proprio qui anche Focus Brasile, a Padova, proprio per cercare di avvicinare sempre di più questi paesi, che sono comunque paesi emergenti, il cosiddetto BRICS, che sono quei paesi che investono e che stanno comunque cercando nella classe C cosiddetta in aumento, che quindi tende a spendere, quindi a venire quella in che Europa. da noi diminuisce. Quella che purtroppo da noi sta diminuendo e che quindi sta soffrendo, e che sta creando queste sacche di crisi proprio nel locale, e quindi il mercato sicuramente interno è in sofferenza e viene un po' compensato dagli arrivi dall'estero. Quindi Verona tutto sommato nell'insieme ha i numeri per rimanere ancora in piedi, e abbiamo anche dei territori che sono comunque motivo di attrazione, come il mondo del vino, quindi il territorio della Lessinia per il Durello, piuttosto che il Soave per il vino Soave, o la mitica Valpolicella per quanto riguarda il Valpolicella e l'Amarone. Per cui i wine tour sono dei tour specifici proprio in mezzo ai vitigni, attraverso un sommelier e un addetto ai lavori. Che gli stranieri amano moltissimo, perché sì. Pensiamo alla California, vive sostanzialmente di questi tour del vino e ne ha tantissimi, potremmo veramente sfruttarli anche noi in questo territorio. Sì, li stiamo valorizzando, e questo accompagnando poi ovviamente il vino con la gastronomia locale, quindi il riso piuttosto di Isola della Scala, il famoso Valliviello Nano di Isola della Scala, piuttosto che il prosciutto Veneto DOP, che abbraccia anche Padova, perché comunque Montagnana è nel territorio di Padova, o piuttosto appunto il bollito, la pera tipica veronese, sono comunque piatti che vengono innaffiati con ottimo vino, che quindi insieme sposano e danno comunque una motivazione ben valida per soggiornare in Verona.
Ecco, tornando un po' ai nostri, la competizione che esiste a livello internazionale, perché poi noi siamo dentro, siamo tranquilli, proponiamo questi territori, però in realtà siamo in una guerra internazionale di chi si accaparra il turista, perché dall'estero, come noi quando guardiamo, vado a fare un viaggio, tutte le offerte che ti arrivano, poi tu scegli quella che ti attira di più, no? che è più allettante. Come siamo messi da questo punto di vista? Quindi per accaparrarci, allettare magari il turista nazionale che resti e vada a vedere il nostro territorio anziché non scappi da un'altra parte, che visiti Padova anziché, che so io, in qualche città in Francia o in Austria? Beh, Padova si è messi molto bene perché al di là del fatto di essere polo culturale, quindi in primis chi viene a Padova è perché ha degli appetiti di conoscere la storia, l'arte, la cultura, gli affreschi padovani. Abbiamo anche dopo tutta una serie di realtà sul territorio interessanti che possono allettare, che possono motivare il soggiorno in più. Ricordiamo che la Padova del Trecento, la Padova carrarese, è la Padova che ha creato la monumentalità e l'arte a Padova. Ma anche quando dopo nel 400 è diventata terra di Venezia, Padova, essendo terra di confine, ha avuto una serie di realtà di città di castelli, città fortificate e castelli, per cui è rimasto sul territorio una miriade di testimonianze medievali. E oggi noi, quando uno viene a Padova, proponiamo il soggiorno in città, ma proponiamo anche la visita delle città murate, Monselice, Este, Cittadella. Durante l'anno ci sono tutta una serie di spettacoli che vengono effettuati in costume medievale, dalla giostra di Monselice al Palio di Montagnana, alle Dame Cavaliere di Cittadella, alle cronache carraresi del Giugno Padovano, tutta una serie di spettacoli e di animazioni medievali che danno una possibilità di percepire un'esperienza interessante e sono interessanti per un turista che soggiorna. Poi per chi ama il verde, noi abbiniamo il soggiorno padovano delle passeggiate nel verde dei Colli Ogani. Possono essere passeggiate a piedi, nordic walking, può essere trekking oppure fatti in bike, ma c'è anche un'altra particolarità: Padova è una città d'acque. Questo è bello, essendo da una città d'acque, Padova è possibile navigare attorno alla città o è possibile prendere dei battelli e da Padova andare a Venezia. Addirittura da Padova a Venezia, ricordiamolo. Esiste un collegamento giornaliero che è il collegamento con la motonave il Burchiello. Il Burchiello parte da Padova alle 8 del mattino e arriva a Venezia alle 18:45. Quindi un turista sale a Padova e scende a Venezia o viceversa, sale a Venezia e scende a Padova. Cioè e tu fai tutto il percorso, quindi un'intera giornata sul Burchiello. Sì, il Burchiello è un percorso di una giornata intera, per cui si fanno... sono circa 10 ore di navigazione dalle 8 del mattino fino alle 18 e qualcosa che arriva a Venezia, però ci sono le tappe. Sì, noi facciamo la sosta a Tre Ville dove c'è la visita interna degli affreschi delle ville e poi c'è la tappa al ristorante dove si può gustare una ottima cucina a base di pesce. Poi sostanzialmente delle 10 ore quasi 5 ore fra la visita delle ville e la tappa al ristorante sono fatte a terra. Le altre 5 ore sono fatte in navigazione. Quindi relax totale, insomma. E durante la navigazione, è una cosa molto slow, molto rilassante, durante la navigazione la gente può vedere man mano che la barca avanza lungo la riviera del Brenta le varie ville che si affacciano e la guida in 4 lingue spiega le ville, le residenze, gli affreschi che hanno al loro interno. Una cosa molto piacevole. No, che anche per le persone anziane va benissimo. Facciamo 60.000 persone all'anno che fanno questa navigazione Padova-Venezia. C'è la navigazione quotidiana per individuali appunto col Burchiello, poi ci sono anche altre imbarcazioni che vengono effettuate, servizio per gruppi più che altro, servizio personalizzato per lui, perché magari uno non ha 10 ore di navigazione ma ha 4 ore o 6 ore o 3 ore, allora ti si fa un percorso personalizzato che parte da Padova e arriva fino a un certo punto. Quindi la navigazione fluviale è uno degli elementi, uno degli asset di sviluppo di Padova molto interessanti perché attira, è un'esperienza piacevole ed è un'esperienza di relax navigando in mezzo al verde e tra le ville venete del Riviera. Sono uno splendore. Ecco qua stiamo vedendo la cartina che ci fa vedere. Ecco, appunto... vedete nella cartina che partendo da Padova, lungo quel percorso 90 Padovana, Strada, Olomira,
si arriva in barca a Venezia. Ecco, Padova è circondata da tutte queste acque. Infatti, quante ville ci sono che si possono... Lungo la via del Brenta è possibile vedere circa 70 ville. 70 ville. 70 ville vengono sfido i viste padovani a sapere quanti ne hanno visitate quante. È difficile, è difficile. Noi visitiamo ci dobbiamo visitare le 3 ville maggiori, anche perché è impossibile visitare tutte le ville lungo il percorso. Sì. Però dopo chi vuole può entrare, alcune ville sono private e non visitabili perché sono della famiglia che ci abita dentro, altre ville invece possono essere visitate, sono aperte al pubblico, quindi al di là del percorso in barca poi tutte le altre ville possono essere visitate da terra. Quali sono le principali che meritano assolutamente un'occhiata? Beh, ricordiamo Villa Pisa, noi partendo da Padova abbiamo Villa Giovannelli che ha un pronao fantastico, 90 padovana, noi passiamo davanti col burchiello e la gente corre tutte sul terrazzo superiore per fotografarla perché questo pronao di stile palladiano è bellissimo. Poi arriviamo a Stra, dove abbiamo Villa... Qui vediamo il burchiello con una villa, è proprio questo esempio è un'imbarcazione, questa è Villa Giovannelli e come vedete tutte le persone sono tutte sopra sul ponte a fotografare la villa perché è stupenda vista così. All'interno purtroppo non è in questo momento visitabile, speriamo che prima o poi venga messa e aperta la visita, venga un po' risistemata. Poi arriviamo a Villa Pisani, dove abbiamo questa grandissima villa reale, è una piccola Versailles che si voleva fare veneziana. Poi si arriva a Villa Widma di Mira, che è della provincia, molto bella, degli affreschi bellissimi all'interno. Che è visitabile, questa è veramente splendida. Sì. E poi si arriva a Villa Malcontenta, che è l'ultima villa, che è una villa fatta su progetto del Palladio, costruita proprio dal Palladio, ed è con dei bellissimi affreschi all'interno. E con Villa Malcontenta si termina la navigazione e si arriva a Venezia. Ma lungo la navigazione, l'altra caratteristica simpatica, ecco qui si parte ad esempio anche dalle porte contaline, questo è il centro storico di Padova, è possibile partire dal centro storico. Cioè, la cosa molto bella è non solo la navigazione lungo la via del Brenta con la vista delle ville, ma lungo la riviera noi abbiamo 5 chiuse che sono degli ascensori d'acqua. Siccome tra Padova e Venezia ci sono 10 metri di dislivello, con 5 chiuse, quindi una media di 2 metri, qualche chiusa a 1,5 metri, una chiusa a 2 metri, una media di 2 metri, con 5 chiuse si scende da Padova, si scende 10 metri fino al livello di Venezia o si sale se si parte a Venezia. E poi abbiamo 9 ponti. Quindi quando la barca arriva il ponte girevole si apre e la barca passa, quindi tra 9 chiuse, 9 ponti, 5 chiuse sono 13 ostacoli che non sono ostacoli perché sono simpaticissime da vedere e da vivere proprio. Infatti qua stiamo vedendo... Questo ad esempio questa si sta passando la chiusa di Mira, questa è la motonave Palladio ad esempio, che sta passando la chiusa di Mira. Ecco, un'altra poi ricordiamo Piazzola sul Brenta, perché dalla parte non è arrivabile via acqua, ci sarebbe via terra, però è una villa straordinaria. A nord di Padova noi troviamo Piazzola del Brenta che è una bellissima villa, visitabile all'interno, molto bella. E poco dopo Piazzola abbiamo Cittadella, che è una città medievale, tutta cinta dalle mura medievali, nella quale è ancora possibile fare il camminamento della ronda attorno alla città. Che l'hanno ripristinato, infatti. A giugno hanno inaugurato il camminamento completo e adesso si può passeggiare sopra la città a 360 gradi, una cosa stupenda. Perfetto, bisogna prenotare prima la passeggiata oppure quando non è opportuno, è meglio prenotare sempre, poi magari uno arriva lì cerca comunque di trovare la possibilità. Si prenota all'ufficio yacht di Cittadella, però anche se uno non ha prenotato che comunque chieda, perché è una cosa che va fatta senz'altro. Ecco, bellissimo questo da dire, no? Perché tante volte uno dice ma al mare non vado, è troppo caldo, c'è traffico o non ho la possibilità di fare chissà che cosa, ma magari abita Cittadella, non l'ha vista, non ha mai fatto il percorso delle mura, vale la pena assolutamente vederla. Poi per carità ci si può spostare, poi si andrà anche a Montagnana che è un'altra chicca nel suo, ma poi ho scoperto che effettivamente Piombino d'Ese, per esempio, che uno dice che è Piombino d'Ese, c'è un'altra splendida villa. Villa Cornaro. Villa Cornaro è una villa del Palladio, anche essa molto bella, è privata ma è possibile visitarla. È possibile visitarla, ci sono tante ville private alle quali è concessa la visita, che possono essere... Addirittura c'è una fascia del turismo, c'è una fascia turistica che si dedica a
a visitare soltanto ville e giardini. Sono gruppi che si muovono da 15-20 persone e come obiettivo hanno la visita di ville e giardini. E qui a Padova abbiamo delle bellissime ville, dei bellissimi giardini, ricordiamo il giardino di Val San Zibio, ad esempio, oppure il giardino all'inglese di Villa Emo, a Rivella di Monselice, oppure il giardino inglese di Villa Pisani di Vescovana. Sono dei giardini molto belli e sono questi gruppi che si muovono proprio per visitare i giardini e le ville. Ecco, quindi questo è un altro suggerimento, un'altra idea bellissima. È un plus in più per soggiornare. Esatto, bravo. Spostiamoci nuovamente, a questo punto facciamo un bel giro, prendiamoci tra l'altro i collegamenti molto veloci perché adesso abbiamo anche il completamento di una rete viaria di non poco conto, per cui dalla zona della Bassa si arriva a Verona rapidamente, in vari punti strategici. Abbiamo sì, la Verona-Rovigo che taglia a metà la provincia, il basso veronese, il pianura veronese, per cui questo è un ottimo collegamento. Adesso speriamo venga finita la Valdastico Sud, che anche questa sicuramente aiuterà per quanto riguarda la provincia di Vicenza e comunque tutta la zona della pianura, perché il pianura veronese, vicentina e padovana comunque hanno bisogno di questi assi strategici per incentivare comunque i flussi turistici nella zona. Noi a Verona, comunque tornando a Verona, abbiamo l'Amore di Giulietta Romeo, ma abbiamo anche il Nodo d'Amore famoso a Valeggio. Adesso abbiamo avuto Valeggio e tortellini, giusto? Sì, ecco. Tortellini di Valeggio. Il Nodo d'Amore è una cosa molto commestibile. È commestibile, è il tortellino di Valeggio. Valeggio sul Mincio è bellissimo, anche là da vedere. Sì, abbiamo lì la zona di Borghetto, quindi è una zona anche quella che per innamorati e i non è comunque una piacevole. Abbiamo il Parco Sicurtà di vicino, che è un parco molto bello, famoso per essere tra i vari annoverati i vari parchi, per cui anche su Verona si possono fare questi Infatti va sottolineato perché molte volte Verona viene disertata così un po' perché fuori dalla giro da tanti veneti stessi. Cioè difficilmente trovi uno della provincia di Venezia o di Padova stessa che va a Verona, frequentata di più magari dai lombardi, no? È una via di mezzo. In realtà offre delle alternative straordinarie, forse bisogna incentivare da questo punto di vista. E tra l'altro la via dello shopping di Verona, sì, via Mazzini è è una via importante, sempre piena di gente in tutte le stagioni. Assolutamente, via Mazzini offre i migliori marchi della moda italiana e Piazza Bra comunque è una piazza che merita, come quella poi di Piazza Dante, le Arche Scaligere, anche qui, anche Verona come del resto Padova sono mete anche queste per cui ama la medievalità, perché come c'erano i grandi carraresi di Padova ci sono stati comunque gli Scaligeri per Verona, per cui ci sono veramente dei luoghi molto belli da visitare anche dal punto di vista della storia medievale. E poi c'è il ripristino, la ristrutturazione del castello che ovviamente c'è vicino al fiume, prospiciente al fiume. Abbiamo il Castelvecchio, molto bello, Castel San Pietro. Castelvecchio, oltre che essere un museo, appunto ha un suo prolungamento, un ponte sopra sull'Adige e anche tutti i ponti dell'Adige sono... Tutto il percorso lungo l'Adige attraverso la città tutto attorno. Ci sono dei tour anche molto belli, adesso ci sono dei ragazzi che si sono inventati il giro in bicicletta con la guida, per cui chi vuole può prenotare con loro una visita in bicicletta a Verona Bike e riesce a visitare in arco di mezza giornata, una giornata a seconda disponibilità, che uno si prende e visitare in bicicletta la città di Verona dentro le mura, seguire tutte le mura scaligere e le varie quindi opportunità di visita della città che comunque merita. Ci sono eventi particolari nel periodo estivo? C'è qualcosa che, in modo da portare l'attenzione, che può essere fatto su Verona e dintorni? Sì, abbiamo varie feste, per esempio su Soave c'è stata proprio ieri la festa medievale e la festa del vino, è una festa medievale molto rinomata. Abbiamo adesso in arrivo molte feste in Piazza Bra, dei prodotti tipici, quindi la città è sempre animata ogni settimana. Quando le feste dei prodotti tipici? Questa è proprio questa settimana. Cioè questa è con il weekend? Quindi. Con il weekend, sì. Quindi un'alternativa, magari chi se fosse bel tempo non vuole andare al mare, va a farsi un giro a Verona, fa un giretto, lì si trova presente tutti i migliori prodotti tipici della provincia di Verona. Caspita, facciamo degli esempi, così facciamo venire la colina. Per esempio ci sono dei banchetti proprio che vengono giù dalla Lessinia, delle malghe locali che propongono i formaggi della Lessinia, che vengono quindi abbinati poi delle salse, delle mostarde
locali che quindi innaffiate poi con ottimo vino. Vengono per esempio anche il recciotto, che è famoso, oltre che il recciotto di Gambellara Vicentina abbiamo il recciotto di Soave e il recciotto rosso della Valpolicella, che si prestano tantissimo ad abbinamenti con vini con formaggi erborinati o affinati che meritano proprio uno sposalizio. E per cui c'è questa manifestazione in cui si esce effettivamente ad assaggiare i prodotti della terra veronese, come i risotti. Ne abbiamo l'isola della Scala è famosa proprio per la festa del riso che c'è a settembre, che dura tutto un mese, raccoglie 50.000 presenze, fa 500.000 risotti. 500.000 risotti, sì, niente un po' di meno. Sì. C'è numeri rilevanti. Qual è il dolce tipico c'è un dolce tipico a Verona? Beh, abbiamo da poco il bacio di Giulietta Romeo, che è un cioccolatino particolare che si trova nelle migliori pasticcerie e ristoranti di Verona. E che vale la pena di assaggiare, insomma, assolutamente. Poi abbiamo l'offella tipica di Bovolone, che è un po' una sorta di panettone artigianale. Perbellini ne è maestro di questo, pasticceria e ristorante Perbellini. E poi abbiamo ovviamente il Pandoro di Verona. Non possiamo dimenticare il Pandoro veronese, assolutamente. Uno sì, degli esempi della pasticceria veronese. Restando in dolce, che cos'è che offre Padova e dintorni come dolci? Beh, abbiamo dei maestri pasticceri molto bravi, che riescono a fare delle cose simpatiche. Ad esempio i cioccolattai hanno fatto tutta una serie di cioccolatini che riproducono le figure più eminenti dell'università. Per quanto riguarda i dolci, voi sapete che lo storico dolce della Pazientina è un dolce stavo pensando proprio alla Pazientina. Poi abbiamo, che non molti conoscono peraltro. Che non conoscono, è un dolce buonissimo ed è un dolce tipico padovano, nasce padovano. Poi abbiamo al nord, poi a Padova abbiamo il dolce di San Francesco, che è legato alla tradizione, scusate, di Sant'Antonio, che è legato alla tradizione. Abbiamo al nord, nella zona cittadellese, la Polentina. E così fatto un dolce che è ricoperto di glassa gialla e quindi non siamo messi male. E poi tutti i dolci alle creme che comunque, a prescindere che non siano della tradizione padovana specifici, sono fatti benissimo, perché ormai i maestri pasticceri si sono iper specializzati, sono cresciuti tantissimo, quindi a questo punto di vista possiamo anche soddisfare le esigenze di assaggio così di molti telespettatori, no? Certo. Un po' così, perché andiamo verso la chiusura rapidamente. Gli eventi, avevo chiesto gli eventi su Verona, gli eventi che ci possono essere su Padova, come anche Padova le tante... abbiamo dei grandi eventi di mostre. Quest'anno abbiamo avuto del Nittis, abbiamo avuto il Bembo, che adesso si chiuderà a novembre, Bennett Keynes, e poi i Veneti Antichi, quindi Palazzo della Ragione. I Veneti Antichi e Palazzo della Ragione, quindi sostanzialmente abbiamo avuto tre grandissime mostre, oltre ad altre mostre intermedie, quindi la parte culturale, diciamo, durante l'anno abbiamo varie mostre che soddisfano appetiti culturali. Ricordiamo poi che abbiamo anche il Teatro Geox di Zed, che sostanzialmente sforna eventi continui. Insomma, l'ultimo evento di Spirito ha fatto 40.000 presenze. Con chi? Quindi abbiamo poi... Chi era la presenza? Springsteen. Bruce Springsteen. E adesso abbiamo in programmazione delle altre cose, quindi sostanzialmente abbiamo sia per il taglio culturale che per il taglio giovane, che è molto amante di questa musica, ma anche non più giovane, insomma. E abbiamo gli eventi organizzati da Zed. Poi abbiamo gli eventi organizzati dalla città, abbiamo 3 grandi contenitori organizzati dall'assessorato alla cultura padovana. Adesso sta partendo l'estate dei Carraresi, che è un contenitore di eventi che da giugno a settembre ogni giorno intratterà, farà animazione, farà evento sulla città, e da maggio a ottobre nel territorio della provincia abbiamo tutti gli eventi medievali. Oltre alle sagre, che sono una cosa che sarebbe anche opportuno frequentare, perché a volte sono molto simpatiche. Infatti, esatto, scoprire le sagre, soprattutto adesso che molte hanno anche queste rievocazioni storiche, hanno questi momenti particolari, veramente vale la pena, hanno dei contenuti... Credo sia molto piacevole, cioè, per noi è un dato scontato.
ma una persona che arriva dalla Liguria piuttosto che dal Lazio, piuttosto che da Salisburgo o dall'America, frequentare questi momenti di festa paesana locale penso sia una cosa più simpatica, perché dalle loro parti queste cose non si fanno. Assolutamente, ma anche ho scoperto che per esempio giustamente chi vive nelle grandi città, voi Milano, anziché altri grandi centri, non è neanche a conoscenza di questi particolari del territorio, no? Che sono tipici di paesi, insomma, e che invece sono dei momenti di grande importanza. Beh, Verona ne fa parecchi, poi feste in piazza, no? Anche in tenuta dell'epoca, per esempio, che piacciono tanto ai bambini, anche agli adulti. Sono momenti di intrattenimento oppure giochi. No? Sì, Giochi a settembre c'è Toccati, no? C'è una manifestazione ormai internazionale dei giochi. Infatti le persone da Milano vengono, so che vanno a Verona proprio per assistere a questi eventi che viceversa non ci sono nelle grandi città assolutamente, per carità, anche a Roma e così via. Quindi questa è un'altra ottima occasione. L'ultimo aspetto da sottolineare, perché residenze, quindi nei castelli per quel che riguarda il veronese o nelle zone vicine, che può essere sempre una boccata di ossigeno e una bella esperienza. Ho visto dalle immagini, dormire in un castello credo che sia qualcosa di eccezionale, no? Sì, direi proprio di sì, anche perché pochi sono i castelli che hanno che offrono questa possibilità. Infatti, come anche soggiornare alle terme, darsi anche un po' alla salute e al benessere, forse le terme anche sono un grandissimo polo del benessere dove si può andare per fare relax, ma si può andare anche per fare alcune terapie tipiche dell'area. Lì vengono proposte settimane intere di relax, oppure long weekend, oppure i short break come li chiamano, di una notte soltanto. Ed è molto carina la zona, perché gli alberghi sono tutti alberghi resort, nel senso non è il classico albergo commerciale, ma sono alberghi con piscina, campo da tennis, immersi nel verde, quindi è una cosa molto, molto piacevole. E dalle terme, soggiornando per attività di relax, è possibile poi visitare tutti i dintorni, Padova, i Colli Euganei e le città murate. Assolutamente, questo è un altro panorama che uno può farsi, un weekend che può dedicarsi. Insomma. Vi ringraziamo del vostro intervento, dell'approfondimento che ci avete consentito. Ricordiamo, abbiamo parlato di 2 città d'arte nel Veneto, ve ne sono veramente tantissime, dalle maggiori come Verona, Padova, a città minori, ma non vogliamo trascurare naturalmente nessuna delle altre, sono tutte da scoprire. Andate nel sito della Regione del Veneto, vedrete anche dei percorsi che possono essere dei suggerimenti, ma delle suggestioni a vario livello che coinvolgono tutti i sensi. E con questo naturalmente una buona giornata. Noi ci ritroviamo domani per un altro capitolo. Come vi avevo preannunciato, parleremo delle spiagge della regione del Veneto. Buon proseguimento.